Allora, sono con Riccardo Agnata. Ricky, ne abbiamo parlato prima che cominciasse la gara. Io mi ricordo di te qua sotto quando giocavi nelle giovanili del Braganza e poi un paio di scudetti qua alla curva prima ti ha salutato. È stato un bel momento. Com'è tornare al Palalido? Ma per ora c'è tanta strada, ma poi quando arrivi qua è sempre bello, mi sento sempre a casa. È un palché che ci ha fatto divertire tanto, c'è tanto anche del mio sudore qua e sì che mi sento veramente a casa. Ecco, dicevamo prima con Valdagno. Valdagno questa sera ha trovato probabilmente, anche senza Diogo Sciesse, una coralità che probabilmente vi ha un po' colti di sorpresa, probabilmente. Non so, dimmi tu. No, sapevamo che era una partita difficile, secondo me siamo partiti male, un po' impreparati, poi il Valdagno è partito forte, ha trovato subito il doppio vantaggio, abbiamo rosicato tutta la partita, abbiamo provato a stare in partita, però hanno giocato bene, hanno sfruttato le occasioni che abbiamo dato, hanno meritato i 3 punti. Ecco, certamente lo diceva Roberto Crudeli, è una formazione, il Forte è una formazione che sta maturando un po' tutti assieme, avete diversi giovani che promettono molto bene. Sì, alla fine anche su quando si è allungato un po' il risultato, l'idea era quella di continuare a fare una bella partita perché comunque il campionato è lungo, sappiamo per cosa lottiamo, per cui dobbiamo, come dici te, maturare partita in partita. E speriamo di riuscire a raccogliere qualche punto in più che a volte abbiamo anche meritato, però la strada è quella giusta.